Coach Baldovin, dovendo analizzare soprattutto il secondo set, che è stato probabilmente il più combattuto della partita, magari cambiando poi il risultato finale, forse Padova avrebbe potuto ottenere un qualcosa di più? Beh, questo non si sa, chiaramente il set l'avevamo giocato punto a punto, siamo arrivati in fondo e abbiamo perso, insomma, purtroppo non sfruttando un paio di occasioni che abbiamo avuto di contrattacco. Chiaramente non è facile con loro perché sono una squadra forte anche a muro difesa e purtroppo è andata così. Poi chiaramente sotto 2-0 non è mai facile giocare contro una squadra di questa caratura fisica e tecnica. Cosa le è piaciuto e cosa le è meno? So che è appena terminata la partita, però insomma, anzitutto così a freddo. Abbiamo provato a combattere fino in fondo e questo mi è piaciuto. Purtroppo non siamo riusciti a trovare la continuità di gioco che ci avesse potuto garantire di rimanere sempre attaccati alla gara. Adesso si diceva pochissimo tempo per recuperare le forze, prossima sfida in casa contro Milano, anche questa è una sfida, diciamo, contro una concorrente diretta. Che tipo di gara si aspetta soprattutto dai suoi giocatori? Sicuramente sarà una gara difficile sotto molteplici aspetti, però mi aspetto di vedere una partita bella da parte della nostra squadra, perché sappiamo che è l'unica possibilità che abbiamo per riuscire a portare a casa la vittoria. Abbiamo assolutamente bisogno di fare una partita di grosso spessore dal punto di vista tecnico.